carcere il trentenne romeno che causò la morte dei 4 ragazzi nello schianto di Jesolo del 2019 dopo la rabbia di ieri in procura alle parole dei familiari delle vittime. Il comune di Rosà nel Vicentino condannato dal tribunale a risarcire con oltre $500.000 i figli di Giulia Salvalaio, l'88enne originaria di Martellago che era annegata in una roggia nel settembre 2016. Sono di un uomo che si è tolto la vita, i resti in avanzato stato di decomposizione trovati da un fungaiolo in una zona di campagna a Marocco di Mogliano. 5 arrestati e 19 denunciati, operazione antidroga dei carabinieri di Portogruaro per stroncare lo spaccio di eroina gialla. Lo scambio avveniva anche vicino a scuole e parrocchie. Dal prolungamento della 27 alla Romea passando per la 4, presentato il libro bianco delle infrastrutture, serve uno sforzo di programmazione, dice l'assessore regionale De Berti. Completate oggi in piazza San Marco le operazioni per l'installazione della posa delle barriere che difenderanno la basilica dall'alta marea. Entro fine mese la struttura sarà funzionante in caso di bisogno. Le polemiche ambientaliste seguite ai Giova Beach Party nelle spiagge italiane, gli organizzatori hanno chiamato in soccorso Veneto Agricoltura per ripristinare i siti alla loro naturalità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali ancora una volta la strage di Jesolo dove morirono i 4 angeli. Giustizia è stata fatta, così i genitori dei ragazzi che erano stati travolti nel luglio del 2019 da un pirata della strada che ieri, dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione, è stato portato in carcere a Venezia, notizia della quale vi avevamo dato conto in tempo reale. Questi 4 angeli hanno avuto la loro giustizia. Ci sono voluti 3 anni di dolore e battaglie per avere una risposta che a un certo punto sembrava non arrivasse. Per questo oggi i genitori dei 4 angeli sono sollevati, perlomeno si sentono compresi dopo che il trentenne Mario Salim Marinica nel tardo pomeriggio di ieri è stato trasferito in carcere a Venezia a poche ore dalla protesta che li aveva portati negli uffici della procura veneziana per scongiurare l'imminente scadenza dei termini per la carcerazione. A inizio settimana la Cassazione aveva confermato la sentenza d'appello per l'omicidio plurimostradale. Quella notte, tra il 13 e il 14 luglio 2019, l'auto del romeno speronò il mezzo dove viaggiavano i 4 ragazzi, Riccardo, Leonardo, Leonore e Giovanni, per poi darsi alla fuga. In questi anni Marinica ha sempre vissuto a Musile, poco distante dai genitori delle vittime. Noi l'abbiamo visto molte volte, non nego che alcune volte istintivamente, anche se alcune persone avevano sempre da ridire o da criticare perché passavamo magari davanti, ma anche se tu non passi davanti, automaticamente quando vai in cimitero e vedi tuo figlio e sai che questa persona è qua, non può non scattare quella rabbia che hai dentro nel dire ma è possibile che su lui sia in terrazza, che fuma una sigaretta, che sta bene, e questi 4 ragazzi non hanno ancora giustizia. Di certo a fare la differenza è stata anche la forza di mamma Romina, che all'indomani della tragedia ha fondato un'associazione per la sicurezza stradale e così si rivolge ai genitori che vivono il suo dramma. Io vi dico, non mollate, continuate a lottare, continuate a combattere, perché prima o dopo la giustizia arriva e se avete bisogno l'associazione sarà sempre disponibile e io per prima sarò lì a darvi una mano, a portare avanti le vostre battaglie. E a proposito di battaglia, al termine di una battaglia legale durata 5 anni, il Tribunale di Vicenza ha condannato il comune di Rosà a risarcire con €500.000 i parenti di un'anziana annegata in una roggia. La donna era originaria di Martellago. Dopo una battaglia legale lunga 5 anni, il Tribunale Civile di Vicenza ha condannato il comune di Rosà a risarcire i figli di Giulia Salvalaio, la donna di 88 anni annegata in una roggia il 24 settembre 2016. Fra risarcimento vero e proprio e spese processuali, il municipio dovrà versare a tutte le controparti oltre €500.000. L'88enne, originaria di Martellago, dove aveva vissuto nelle frazioni di Maerne e Olmo, si era trasferita a Rosà nel 2011 per vivere con la figlia, che aveva così potuto seguirla al meglio per le sue patologie.
Quella tragica notte l'anziana era uscita di casa in vestaglia e pantofole fino ad arrivare nella zona industriale del paese. Qui l'aveva scorta anche un automobilista di passaggio. Alla fine era caduta in una roggia senza riuscire a rialzarsi ed era affogata. La sua scomparsa era stata notata dai familiari solamente al mattino successivo e dopo poche ore di ricerche il cadavere è stato ritrovato nel fossato. I parenti, accompagnati nel percorso risarcitorio dallo studio 3A, avevano ravvisato responsabilità in carico alla pubblica amministrazione, sottolineando come la roggia non fosse in alcun modo segnalata o delimitata e come non vi fossero divieti d'accesso al termine del marciapiede. La sentenza ha destato stupore nell'amministrazione comunale di Rosà, che ha già fatto appello. È una sentenza scioccante che ci è rimasta veramente, ci ha colpiti tutti, una sentenza che va a dare ragione naturalmente a chi ha lasciato incustodita una signora di Alzheimer certificata, dando la colpa a un comune perché non ci sono dei parapetti su una roggia. Il comune di Rosà ha una miriade di rogge per cui dovrebbe cambiare e sistemare tutte le rogge. Credo che il giudice in merito non sia entrato. Sotto l'aspetto finanziario il comune è coperto perché naturalmente è garantito dall'assicurazione. Sono di un uomo che si è molto probabilmente tolto la vita. I resti in avanzato stato di decomposizione trovati una decina di giorni fa a Marocco di Mogliano Veneto da un anziano fungaiolo. Il ritrovamento è avvenuto in una zona poco battuta a ridosso del fiume Dese. Le indagini sono affidate ai carabinieri che sono intervenuti anche con il nucleo di polizia scientifica per recuperare il corpo, che è stato sottoposto all'analisi del caso per chiarirne la provenienza. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'indagine. Gli inquirenti hanno chiarito che i resti appartenevano ad un uomo che si sarebbe tolto la vita tempo fa, elemento che sarebbe emerso da un cappio rinvenuto non distante dallo scheletro. È ancora in corso l'identificazione della salma da parte dei militari. Si cercano riscontri tra le denunce di scomparsa presentate nell'ultimo anno. Nel Veneto orientale, ora sempre per la cronaca, è stato stroncato dai carabinieri il traffico di eroina gialla nella zona del porto gruarese. 19 denunce, 5 arresti per uno spaccio che si svolgeva anche nei pressi di scuole e oratori. Negli ultimi 2 anni l'overdose provocata dalla famigerata eroina gialla ha interessato anche il porto gruarese. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di 5 persone, a misure alternative alla detenzione di altre 3 e più in generale alla denuncia di 19 extracomunitari provenienti da Nigeria, Gambia e Senegal e di un italiano. Nel corso delle indagini sono stati identificati oltre 100 assuntori abituali di droga, provenienti anche dalle province di Udine, Pordenone e Treviso. Alcuni si rifornivano con cadenza giornaliera, con acquisti di dosi da mezzo grammo, arrivando a pagarle fino a 50 euro. Gli scambi di droga avvenivano anche nei pressi di istituti scolastici, parchi pubblici e persino vicino all'oratorio Pio X di Portogruaro. Complessivamente sono stati sequestrati 109 grammi di eroina gialla, 195 di hashish, 6,5 di marijuana, 21,2 grammi di cocaina, oltre a circa 36.000 euro in contanti. Emesso anche un decreto di sequestro preventivo su un conto corrente bancario intestato ad uno degli indagati. Tornano all'attacco politicamente, si intende con il nuovo governo, con il governo che si formerà, l'esecutivo imminente, i sindaci della costa veneta che chiedono subito una legge che riconosca il loro status speciale. Una legge che riconosca lo status di città balneare è considerato un punto d'arrivo imprescindibile, una condizione inderogabile per garantire servizi a residenti e turisti e in qualità di coordinatrice del G20 Spiagge, la rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno 1 milione di visitatori, la sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto l'ha ribadito in tutte le sedi e con tutte le personalità politiche presenti anche al TTG di Rimini, la manifestazione di promozione del turismo mondiale in Italia. È una necessità che sentiamo sempre di più, è un importante tema proprio perché i sindaci vogliono essere sul pezzo e dare risposte a tutte le esigenze della propria comunità. Lo Stato di città balneare andrebbe a sanare le difficoltà d'amministrazione delle cosiddette città fisarmonica, località balneari ad enorme afflusso turistico, la cui popolazione schizza da poche migliaia a centinaia di migliaia nei periodi di alta stagione. 2 condizioni completamente opposte e difficili da gestire in termini di servizi. Intanto, archiviato il pienone della prima estate post-Covid, la promozione è rivolta a consolidare l'offerta in nazioni come la Germania. Che è il paese che si è rivelato tra i primi
a ritornare da noi. Abbiamo avuto infatti delle presenze, un numero decisamente superiore di presenze, in particolar modo da parte della Germania, e questo ospite che ci è così tanto affezionato dobbiamo cercare di seguirlo, di coccolarlo, e quindi tutto ciò che facevamo prima ritorneremo a farlo. Puntare sui giovani per salvare Mestre e la sua economia. La Confesercenti di Venezia scende in campo per valorizzare le nuove leve dell'imprenditoria. Il Veneto, proprio come regione, è conosciuto per essere un hub dell'innovazione e secondo me deve dare spazio ai giovani, deve esserci un ricambio generazionale che può partire da Mestre, può partire da Venezia, ma deve partire in qualche maniera. Nelle parole della giovane blogger mestrina Marta De Vio, un concetto che ancora non è stato interiorizzato come dovrebbe. Senza giovani non c'è futuro, in nessun campo, in nessun luogo. Per questo l'imprenditoria giovanile va stimolata, sostenuta e valorizzata come un patrimonio imprescindibile, a maggior ragione in un territorio, in un periodo scanditi da varie crisi. Sono necessari dei provvedimenti legislativi che favoriscono la nascita di giovani imprese e di start-up perché contribuiscono allo sviluppo economico del territorio. La Confesercenti Metropolitana Venezia e Rovigo ha offerto ai giovani imprenditori un evento come i Randall Fest, un luogo di rappresentanza dove proporre le proprie idee e avanzare le proprie richieste. Mestre ha bisogno di un'identità. Se noi a questo aggiungiamo la costruzione di un hub, di un'offerta legata alla creatività delle giovani imprese. Preparazione e determinazione, fantasia e praticità, intuito e coraggio sono caratteri imprescindibili per un'attività di successo in un mondo in cui nessuno regala niente. Tutti hanno paura, anch'io ho paura, ho sempre paura prima di cominciare a fare qualcosa perché la paura è una cosa umana, però bisogna lanciarsi perché tanto alla fine se sbagli poi ti rialzi e ricominci. Il voto in Veneto è diventato estremamente volubile, influenza la stabilità dell'economia, l'analisi post-voto, le prospettive future in un incontro della CNA regionale a Marghera. Capire cosa è successo dopo il voto e quali sono i prossimi scenari con cui noi, istituzioni e rappresentanti delle associazioni dobbiamo interfacciarci. Le elezioni hanno cambiato nuovamente il quadro politico e le piccole e medie imprese del Veneto si interrogano sul proprio futuro. Ma il recente successo di Fratelli d'Italia non deve stupire in una regione passata dal voto stabile al Partito Popolare prima e alla Democrazia Cristiana poi, al sostegno delle varie figure carismatiche che si susseguono dal 1994, Berlusconi, Bossi, Renzi, Grillo, Salvini e ora Meloni, una scelta che per il Veneto non manca di risvolti economici. In una fase economica oltretutto che è in piena rivoluzione e che richiede progetti di largo respiro, alleanze vaste, obiettivi concreti, altrimenti si rimane indietro, come il Veneto sta rimanendo indietro, ad esempio venendo ormai scavalcato da qualche anno dall'Emilia. A Marghera il presidente di CNA Veneto Moreno De Cola e il segretario Matteo Ribon con tutti i dirigenti provinciali della Confederazione partono da ieri per capire l'oggi e possibilmente il domani. Sarà il nostro compito in queste settimane muoverci per conoscere anche i nuovi protagonisti della scena nazionale che vengono dal territorio veneto e portare avanti l'istanza del nostro territorio anche nel contesto romano. L'oggi comunque è scandito in Veneto da un dato indiscutibile. Sempre meno giovani che dovranno farsi carico di sempre più anziani e con una presenza di immigrati che già oggi è molto consistente. Dal prolungamento della 27 alla nuova Romea, passando per il potenziamento dei nodi ferroviari, primo fra tutti quello di Venezia, e la 4 è stato presentato in Camera di Commercio a Treviso il libro bianco delle infrastrutture e ci sono molti nodi veneziani. Tra le priorità è stata confermata la necessità di realizzare l'alta velocità sia lungo il corridoio del Brennero ma anche lungo il corridoio mediterraneo. È emersa la necessità dei collegamenti ferroviari agli aeroporti sia di Verona che di Venezia. Sappiamo che Venezia è già in corso e verrà realizzato per le Olimpiadi, invece con l'aeroporto di Verona abbiamo un protocollo con RFI per la progettazione e dopo successiva realizzazione. Addirittura con RFI si parla di un collegamento ferroviario anche al lago di Garda. Strade ma anche ferrovie, poli logistici e banda larga. C'è tutto questo nel libro bianco delle infrastrutture presentato in Camera di Commercio a Treviso. 15 le opere ritenute strategiche per il Veneto, alcune delle quali già avviate.
ovviamente il potenziamento della Padova-Bologna, dove presenteremo uno studio ad hoc tra non molto, che è pronto, ovviamente il completamento della 4, la Pedemontana. Tra le opere condivise da Regione e associazioni di categoria, lo sbocco a nord, sempre attuale anche il nodo della Romea. Sulla Bellunese il prolungamento della 27, che sappiamo che è una partita difficile, che non dipende solo dal Veneto ma dipende anche dal governo nazionale e da governi internazionali, perché abbiamo comunque l'Austria, il Tirolo e la Carinzia che non sono favorevoli a questa infrastruttura. Abbiamo il potenziamento della Romea, tra le criticità la condividiamo, è un'altra delle infrastrutture assolutamente che deve essere risolta. Bisogna che adesso la classe politica che andrà a governare il nostro paese dia delle priorità a dove investire e dove ovviamente ci sono già delle proposte. Si sono completate oggi in piazza San Marco le operazioni per l'installazione della posa delle barriere che difenderanno la Basilica dall'alta marea. Facciamo il punto. Quella del 15 ottobre 2022 potrebbe essere ricordata presto come una data storica per la tutela della Basilica di San Marco. Con oggi è infatti terminata la posa delle barriere che consentiranno alla Cattedrale di San Marco di restare all'asciutto anche quando il Mose non sarà in funzione, ma la quota d'alta marea sufficiente ad allagare piazza San Marco. Oggi è stata pressoché conclusa la posa di tutta la barriera di vetro per proteggere la Basilica di San Marco e adesso si stanno approntando le lavorazioni per la stabilizzazione della barriera stessa, i lavori di pavimentazione e di approntamento di opere elettromeccaniche, nella fattispecie pompe di sollevamento per smaltire l'eventuale acqua. Sono stati rispettati i tempi, spiega il portavoce delle imprese Davis Rizzo, nonostante le non poche difficoltà affrontate dal cantiere. Resteranno solamente le lavorazioni di finitura. Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissati e nonostante le incognite che il lavoro ha trovato durante il suo excursus, possiamo al momento dire con certezza che i tempi sono stati rispettati e che il cantiere si chiude come da previsioni. C'è una risposta veneta alle polemiche ambientaliste seguite ai concerti che Jovanotti ha portato in giro in diverse spiagge italiane. Gli organizzatori hanno chiamato in soccorso Veneto Agricoltura. Il Veneto in soccorso di Jovanotti per il ripristino delle spiagge dopo il passaggio dei suoi beach party. Veneto Agricoltura contattata per intervenire in particolare sulle coste del Tirreno. E come Veneto Agricoltura voi siete stati contattati dagli organizzatori dei Jove Beach Party perché? Per la fornitura di un certo numero di piantine di questi ambienti litoranei che serve per il ripristino di habitat nei luoghi che sono stati interessati, in questo caso specifico nel litorale tirrenico, dai lavori di preparazione di quegli eventi. E il Veneto risponderà fornendo delle piantine come queste che lungo tutto il nostro litorale mantengono con le loro radici le dune, prima protezione contro le mareggiate. Questa esperienza qui l'abbiamo portata avanti nel corso del progetto Life Redune, capitanato dall'Università di Venezia Ca' Foscari, in cui noi eravamo partner. Il Life Redune si è concluso da pochissimo e ha comportato la messa a dimora di 151.000 piante che noi abbiamo prodotto lungo tutto questo litorale, quindi da Punta Sabbioni fino a Punta Tagliamento. Un'esperienza pubblicata che ha richiamato subito l'interesse dello staff di Jovanotti, nel mirino degli ambientalisti per aver stravolto le spiagge a seguito dei beach party. Loro hanno chiesto a noi alcune piante e che quelle piante svolgono queste funzioni. Ma non saranno piante venete per rispettare ogni singolo ambiente che sarà ripristinato. Ci siamo fatti spedire da loro i semi di piante che poi come specie le abbiamo anche noi qui, ma noi volevamo essere sicuri di avere la provenienza locale di là, perché il nostro tema, la nostra missione istitutiva è proprio di tutelare la provenienza delle piante, quale che sia. E parliamo ancora di eccellenze, in questo caso un'eccellenza sanitaria tutta veneziana.
L'intelligenza artificiale è al servizio del paziente nella diagnosi e nei percorsi di cura, ad esempio nella neuroriabilitazione e nella telemedicina. Lo si sta sperimentando con successo all'ospedale San Camillo, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico degli Alberoni al Lido di Venezia. L'ospedale è guidato dalle suore Mantegate di Pistoia, con l'amministratore delegato Mario Bassano e il direttore scientifico Pier Franco Conte. La sanità italiana è attesa nei prossimi mesi da una sorta di rivoluzione copernicana. Si pensi ad esempio a tutto il settore della digitalizzazione dei dati. Il vice direttore scientifico Giorgio Arcara spiega. Come l'intelligenza artificiale aiuta la neuroriabilitazione? Nell'aiutarci nell'identificare traiettorie del paziente. Raccogliamo una grande quantità di dati sul paziente e tramite questi sistemi possiamo predire, per esempio, come recupererà in quanto tempo, o ottenere informazioni che ci potrebbero aiutare a scegliere, per esempio, il percorso riabilitativo più appropriato. La tecnologia però non sostituisce il professionista, il contatto umano, semmai supporta questo percorso. Tutti questi sistemi di intelligenza artificiale hanno il ruolo di un supporto a quella che è inevitabilmente il ruolo centrale del clinico, sia esso medico o terapista. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale applicata in campo medico? È possibile definirla come l'abilità di un computer o di una macchina di effettuare dei compiti in maniera intelligente, simile all'uomo, da cui il nome intelligenza artificiale. E da Venezia è tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Pressione in ulteriore rinforzo, tempo dunque stabile e clima molto mite per il periodo. Vediamo il dettaglio di domenica 16 ottobre. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con alcune nebbie di notte e in dissolvimento di mattina in pianura e nelle valli prealpine. Durante il giorno possibili addensamenti nuvolosi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature stazionarie minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Su costa cielo in prevalenza sereno, altrove qualche nube in più con cielo localmente anche grigio. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la giornata di domenica inizierà con nubi basse in molte valli. Con il passare delle ore arriverà via via il sole. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.